Un'aggressione vera e propria. La vittima ha 16 anni, cammina per una delle strade del paese e sta rientrando a casa. È sera e dal buio sbuca uno sconosciuto che aggredisce da dietro e afferra per il collo il sedicenne, che però è atletico, si divincola, colpisce lo sconosciuto con un pugno e una gomitata e fugge. L'inquietante episodio è avvenuto a Marano Vicentino. L'aggressore era vestito di nero e con il volto incappucciato. Io ho contattato la mamma del ragazzo, ovviamente per manifestarle la vicinanza, anche per dirle insomma che se c'è qualsiasi necessità noi ci siamo. Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino dai genitori, che hanno denunciato l'aggressione e il tentativo di strangolamento ai carabinieri di Thiene, che ora indagheranno. Adesso però la questione è al vaglio dei carabinieri, che devono aiutarci a capire che cosa è avvenuto, e quindi insomma è importante che adesso venga svolto quel lavoro lì, diciamo, di indagine, di verifica della presenza magari di telecamere in aree private che possano dare una mano. Marano Vicentino non è abituata a fatti violenti come questo, considerato però un episodio isolato, anche se non l'unico, dall'amministrazione. Attendiamo di capire, con la giusta preoccupazione rispetto a un evento a cui ovviamente non siamo abituati e che ha delle particolarità insomma sicuramente preoccupanti, però lo consideriamo un episodio assolutamente isolato e sul quale però vogliamo che sia fatta il massimo della chiarezza e soprattutto speriamo che si riesca a risalire anche alle origini e a chi si è reso responsabile. Dal sindaco l'invito a segnalare alle forze dell'ordine ogni comportamento o presenza sospetti, perché ai cittadini non può essere tolta la serenità di frequentare senza paure strade e piazze del territorio, anche alla sera.